Lentamente ci mettiamo in piedi e facciamo la nostra prima piccola sequenza, facile ed accessibile. Ho un po' tutta roba attaccata addosso, adesso mi tolgo qualcosa. Radicare. Ognuno tiene i calzini se lo gradisce, dopo spiegherò qualcosa anche della tecnica del metodo. Chi già la conosce sa che risolleva gli arti plantari. Radicare significa risollevare le rotule e la parte inferiore del corpo è letteralmente radicata. Inspiriamo, il respiro genera il movimento. Il movimento è sempre rotondo per produrre energia. Espiro, mi muovo dal bacino e scendo in Uttanasana. In Uttanasana la gravità e il respiro mi allungano la colonna vertebrale. Lo yoga sfrutta il principio della gravità a proprio favore, perché generalmente il principio della gravità sul corpo può avere degli effetti sfavorevoli. Quindi ora pieghiamo le ginocchia, appoggiamo le mani, sediamo in Virasana. Inspiriamo Parvatasana. Voi descrivete semicerchi nell'aria, il vostro è un gesto di potere, quindi siete presenti con la mente, avete un'intenzione pacifica e cordiale e continuate a disegnare lo spazio davanti a voi. Supta Virasana. In Supta Virasana la fronte raggiunge il suolo e riposa sul suolo, ma la presenza rimane vigile, le mani si allungano in avanti e i due fianchi si stirano. Di nuovo vivo tutta la pelle del corpo come una spugna che assorbe aria e la emette. Lentamente le mie mani scivolano indietro, appoggio le mani a terra, vado in ginocchio, giro le dita dei piedi, mi spingo con le mani, risalgo, ripeteremo la stessa sequenza, la mente presente, consapevole e vigile. Io inspiro, vado verso il cielo, espiro, il mio semicerchio lontano da me, è immenso, conquisto tutto lo spazio che ho davanti, il movimento è dal bacino, scendo lentamente continuando a portare le mani lontano e infine mi abbandono alla gravità e alla respirazione di addome. Metto presenza nel dorso e cerco di evitare un guscio. Per evitare il guscio porto le mani più vicine ai piedi. Quindi appoggiando le mani piego le ginocchia